Al via la 13ª edizione della manifestazione di Euterpe Mediterraneo in Musica, la rassegna concorso nazionale riservata alle scuole medie a indirizzo musicale. L'evento, nello splendido scenario della Valle dei Templi, vede anche la partecipazione di ben 18 scuole provenienti da tutta la Sicilia e anche da oltre lo Stretto. Questa è la 13ª edizione di questa rassegna concorso. È un'occasione veramente unica per i ragazzi incontrarsi in questa valle meravigliosa, in questo paesaggio meraviglioso, per fare musica, per condividere le esperienze realizzate nelle singole scuole, per dimostrare a loro stessi e anche agli altri quanto valgono, quanto è importante il percorso che hanno compiuto in questi anni nella scuola media. Questo perché le scuole di indirizzo musicale sono una realtà veramente importante, soprattutto nel nostro territorio agrigentino e non solo. Quest'anno abbiamo scuole che vengono dalla Calabria, che vengono un po' da tutta Italia, oltre a quelle che vengono naturalmente dalla nostra provincia o dalla nostra Sicilia, ed è come sempre un'occasione per i ragazzi. Sono diverse giornate, abbiamo ancora domani, dopodomani e poi sabato la premiazione finale, mentre domani sera ci sarà un'occasione di incontro presso la piazza di Realmonte con le scuole che si esibiranno fuori concorso ovviamente. Che valenza assume un concorso di questo anche per la cultura musicale dei ragazzi? Un concorso ha una grande valenza, un concorso del genere, intanto perché sentiamo stili e repertori diversi, quindi notiamo che è apprezzatissima la musica classica, così come la musica jazz, come la musica pop, quindi intanto aboliamo del tutto le barriere che fanno sì che i giovani possano essere legati soltanto a un certo tipo di cultura musicale o a un certo tipo di stile. E poi in ogni caso è educazione sempre perché è formazione. Edizione di questo premio Euterpe alla Valle dei Templi, un appuntamento importante per i ragazzi. Sì, è un importante appuntamento per i ragazzi, ma anche non solo per i ragazzi, in generale per tutte le scuole, per i docenti e anche per i dirigenti scolastici. È un appuntamento che culmina a volte quasi sempre con il lavoro di tanti mesi, che viene finalizzato appunto con questa occasione come Euterpe. Il nostro concorso, rassegna concorso, è partito proprio con questo obiettivo, quello di dare la possibilità ai ragazzi di uscire fuori dalla scuola e di confrontarsi anche con le altre scuole e dare la possibilità anche alla commissione, alla giuria di esprimere un giudizio motivato, perché il nostro concorso non attribuisce dei premi in centesimi o in decimi o comunque numerico. Esprime dei premi che sono quelli che riguardano il miglior brano tratto dal repertorio classico, il miglior arrangiamento, il brano inedito, il miglior piccolo gruppo o il miglior progetto interdisciplinare, quindi sono tutti premi, oltre a quelli che si daranno, che entrano nel particolare con delle peculiarità ben stabilite e quindi queste caratteristiche fanno della nostra rassegna concorso qualcosa di particolare. E questo spiega anche il fatto che molte scuole che vengono da fuori scelgono Euterpe per venire qua e per venire a suonare in questo splendido luogo che è la Valle dei Templi, con la quale con l'Ente Parco abbiamo instaurato questo rapporto di collaborazione che ci inorgoglisce tantissimo perché rappresenta nel panorama nazionale sicuramente uno dei più bei appuntamenti musicali per i ragazzi. Ecco, un attimo una panoramica sulle scuole che arrivano anche da oltre Stretto. Sì, ormai questa è una tendenza che abbiamo, le scuole scelgono di venire qua perché intanto ecco, si sparge la voce che si trovano bene perché trovano molto accogliente Agrigento, trovano molto accogliente le persone, io, Anna e gli altri che accogliamo queste scuole, trovano straordinario il fatto di poter suonare all'aperto, perché suonare all'aperto è difficilissimo e questo lo possiamo fare grazie al fatto che abbiamo anche un service del quale noi ci fidiamo e che assicura un prodotto che deve essere all'altezza, perché non si può rovinare tanti mesi di lavoro per i ragazzi suonando all'aperto, perché suonare all'aperto è molto difficile e noi riusciamo a coniugare quindi la bellezza di suonare all'aperto con una qualità di esecuzione che deve essere congrua. L'Euterpe quest'anno, come gli ultimi 3 anni, come vedete alle mie spalle, si svolgerà all'interno del parco archeologico. È un setting bellissimo, una situazione
un'edizione che permette ai ragazzi di confrontarsi in un'atmosfera rilassata e di guardarsi intorno, di apprezzare ciò che è bello, quello che noi docenti cerchiamo di trasmettere ai nostri alunni. La musica rende bello, apprezziamo anche ciò che è di bello che abbiamo intorno a noi. Saranno dati anche dei riconoscimenti di partecipazione, non tanto di vincita, perché diciamo è un concorso aperto a tutti, senza primo classificato, secondo classificato, ma giusto per il piacere di partecipare. La nostra è una rassegna concorso, è questo che lo differenzia dai soliti concorsi dove la giuria assegna un punteggio e di fatti viene fuori poi una classifica, una graduatoria e ne esce fuori un vincitore. Qua non vogliamo sottolineare tanto che uno è più bravo e l'altro è meno bravo, è una rassegna da questo punto di vista, però c'è una giuria perché è importante per i ragazzi e anche per i docenti avere un feedback da parte di persone competenti che aiuta loro ad apprezzare ciò che è meritevole e magari anche qualche consiglio di miglioramento, perché no, stiamo parlando di scuola, si tratta di didattica, quindi la giuria esprime un giudizio tecnico, esprime un parere in merito alle performance che vengono ascoltate. Grazie per essere sempre così cortese e gentile in questa nostra esperienza. Diciamo che è una delle prime esperienze che stanno facendo questi ragazzi. Sì, vero. E ci sono moltissimi ragazzi di prima. Sì. Stiamo puntando, diciamo, sui giovani e dare un seguito anche nei prossimi anni a questo nostro lavoro. Bene, sono veramente contento anche perché questo, sì, si parte con i ragazzi di prima e bisogna in ogni caso partire. Ci sono le scuole giovani che hanno il pregio dell'entusiasmo, ci sono quelle meno giovani che hanno le difficoltà, le possiamo immaginare, le conosciamo in parte, sappiamo che già partecipare a questa rassegna concorso per voi è una conquista, già il fatto di aver partecipato, perché forse in altre occasioni non è stato possibile farlo. Allora, voi avete le 4 specialità strumentali, quindi clarinette, flauto, chitarre e pianoforte. E c'era lui mi ha fatto segnale, dice che sono i pianoforti. Abbiamo pure le ballerine. Ecco, sì, infatti volevo dire questo, che uno dei 3 brani, non so quale, ora me lo dirai tu, magari dirai 3 brani, prevede pure la presenza di 2 brave ballerine che oltre ad essere brave lo saranno ancora di più perché lo faranno la loro performance in un fondo che non è proprio quello ideale per poter ballare, però è chiaro, lo capiamo tutti, quindi sarà sicuramente una bella interpretazione. Allora ci racconti un po' i 3 brani che avete scelto, quali sono e perché li avete scelti? Allora, abbiamo scelto questi 3 brani, intanto il primo è Imagine di John Lennon, poi abbiamo scelto Singing in the Rain, diciamo che con l'ausilio delle ballerine e anche della gentilissima collega Speziale che ci ha collaborato in maniera brillante, e poi per ultimo faremo The Lion Sleep at Night, che è un brano abbastanza articolato per dare un po' di grinta a questi ragazzi e trasmetterlo anche al pubblico. Ci è servito anche durante le prove per ricevere questa grinta, diciamo che è uno scambio.
Suoneremo 3 brani. Nell'arco dell'anno, dopo il concerto di Natale, abbiamo preparato appunto questi 3 brani, frutto quindi di 4-5 mesi di lavoro, 4 diciamo, che maggio ancora non è passato. I brani sono 3. Suoniamo un valzer inglese, si chiama appunto English Waltz. Il secondo brano invece è un cha-cha-cha, si chiama Rosso e Nero, per motivi che ancora non ho capito bene. L'autore si chiama Vinci Guerra. E poi chiudiamo con un brano dei Beatles, Let It Be. Buon ascolto. Seconda giornata oggi di esibizione del concorso Euterpe 2017, stiamo vedendo alcuni rappresentanti della scuola Quasimodo, siamo con il maestro Alfonso Lopresti che fa parte della giuria. Ecco, un compito sicuramente particolarmente impegnativo, quello nello scegliere i migliori brani, insomma seguire tutto l'evento. Lei è accompagnato da altri suoi colleghi e con una valutazione di questa edizione e di ciò che sarà il vostro lavoro. Ma guardi, l'esperienza è bellissima anche perché noi che lavoriamo nel mondo della scuola, vediamo come i ragazzi si adoperano per l'esperienza musicale. Noi notiamo che questi ragazzini che si approcciano dopo la quinta elementare in questo percorso dello strumento musicale nella scuola media hanno desiderio proprio di studiare. E nell'arco del triennio, che è abbastanza breve per lo studio della musica, loro riescono a produrre un prodotto musicale veramente eccellente. Col passare degli anni abbiamo notato questo crescendo di qualità nelle scuole, nell'approccio anche individuale dei ragazzi nei confronti della musica. Fortunatamente ci stiamo avvicinando piano piano agli standard, diciamo, europei, dove la musica viene studiata sin dall'infanzia. È una fascia che manca ancora nella nostra scuola italiana. Speriamo in un futuro migliore da questo punto di vista. Con l'approccio degli alunni com'è verso il settore musicale? Ma guardi, l'approccio noi notiamo nella scuola che è molto appassionato e molto serio. Io ho notato quest'anno, giusto, ne parlavo con la mia dirigente scolastico, che i ragazzi non c'è praticamente assolutamente, non c'è assenteismo nelle lezioni di strumento musicale o nelle prove orchestrali. I ragazzi, pur assenti la mattina per qualche problema di salute, sono sempre presenti il pomeriggio per la lezione di strumento o per le prove di orchestra. Quindi lo vivono veramente con grande serietà. I risultati poi si vedono in queste manifestazioni. D'altronde si spiega anche l'elevato numero di istituti che partecipano anche da oltre la Sicilia. Sì, la Sicilia è la punta del diamante in Italia per presenza di scuole a indirizzo musicale. E ogni territorio, ogni regione ha la sua anche peculiarità che noi riusciamo a distinguere e a vedere. Comunque la cosa che colpisce è sempre l'elevata serietà e l'elevato contenuto musicale nei ragazzi.
valutazione di questa iniziativa, voi partecipate al 13° concorso di Euterpe 2017, magari poi ci dirà cosa ci farà sentire e che ne pensa dell'evento. Per noi è la seconda partecipazione a questo evento, siamo già stati ospiti l'anno scorso e dato il grande successo di questa rassegna abbiamo scelto di partecipare anche quest'anno. La nostra orchestra è formata da strumenti di vario genere e il programma che eseguiremo stamattina sarà dedicato alle colonne sonore di film e ai musical, quindi Pirati dei Caraibi, Il fantasma dell'opera, un musical degli anni 70, e concluderemo con Flashdance, un altro evergreen degli anni 80. È difficile mettere insieme tutti questi ragazzi nella loro complessità musicale? Non è difficile, ci vuole buona volontà, determinazione, passione. A quel punto tutto si fa, senza chiedersi se è facile o se è difficile. Ecco, i ragazzi come prendono questa iniziativa? Beh, la partecipazione è sempre molto ampia, rispetto alle gite tradizionali dove si va solamente per guardare qualcosa, è molto più sentita e le classi in questo caso vengono sempre al completo, quindi questo è un segno che la partecipazione da parte dei ragazzi è sempre gradita. Benissimo, allora questa è una scuola che già siete venuti l'anno scorso, mi pare il secondo anno che venite qua, quindi vi siete trovati bene perché siete tornati. Per noi è chiaramente un gran piacere ospitarvi. E ora ci dirai un po' cosa ci farete ascoltare, anche perché avete scelto questi brani che peraltro sono abbastanza famosi. Bene, grazie dell'ospitalità, complimenti per la cornice splendida in cui si svolge questa manifestazione. Allora, questo applauso è per l'organizzazione. Bene, noi presentiamo un breve programma di musica tratta dal repertorio cinematografico, quindi colonne sonore e anche musical. Sono 3 brani in sequenza, di cui il primo è tratto dalla colonna sonora di un colossal americano, Pirati dei Caraibi. Il secondo brano è tratto da un musical, credo degli anni 70, quelli con i capelli bianchi magari ricorderanno qualcosa, e si tratta del Fantasma dell'Opera, quindi è stata anche una produzione cinematografica poi adattata anche al teatro. E chiuderemo con Flashdance, che è anche una colonna sonora di un film, e anche questo poi è stato ripreso in chiave teatrale. Quindi buon ascolto a tutti e buona giornata, grazie. Buon ascolto e buona musica. Ha fatto tappa anche a Real Monte Euterpe 2017 la rassegna concorso nazionale delle scuole medie a indirizzo musicale, che si sta svolgendo presso la Valle dei Templi di Agrigento, un concerto collaterale, quello tenuto ieri sera in piazza Umberto I, che ha visto l'esibizione di diverse orchestre scolastiche della provincia,
ha portato il suo saluto ai partecipanti il sindaco della città. Noi siamo felici ovviamente di ospitare questa manifestazione a Realmonte, siamo felici perché sono ragazzi. Ci sono diverse scuole in provincia di Agrigento che sono all'indirizzo musicale, la nostra, quella di Realmonte, è all'indirizzo musicale. Devo dire che io frequento spesso anche questa scuola, insegnanti, la preside lavorano molto su questo aspetto, che è un aspetto importantissimo. Tanti anni fa, dicevo poco fa, solo all'estero i ragazzi erano bravi a suonare la chitarra, gli strumenti musicali dietro uno spartito, noi improvvisavamo un poco di più. Adesso anche i nostri ragazzi sono bravi, leggono la musica, studiano e fanno degli ottimi concerti. Ospitare Euterpe qua, dicevo, è per noi una grande soddisfazione ed essere vicini a loro a me mi riempie di gioia. Questa sera i ragazzi, alcune scuole, 4 scuole in particolare fuori concorso, si esibiranno nella piazza di Realmonte e daranno vita a uno spettacolo certamente suggestivo. Questa è una tradizione che abbiamo già sperimentato, che funziona e quindi abbiamo intenzione di continuare, perché questo è un aspetto un po' diverso rispetto all'assetto classico, diciamo così, della rassegna, che pure è bello quello, però questo è un momento un po' più speciale, nel senso che è un momento più giocoso, più informale, nel quale i ragazzi proprio che sono protagonisti di questo momento di gioia, di gioco, di mettersi in gioco, di conoscere gli altri e di divertirsi fondamentalmente, e quindi è una cosa che ci piace, di portare la musica in piazza, nei luoghi dove questo tipo di musica di solito non è ascoltata, e quindi è questa doppia operazione. È una tradizione che già portiamo avanti da tempo qua a Realmonte, che abbiamo intenzione di continuare, sempre che ci sia la disponibilità dell'amministrazione, come c'è stata in passato e c'è ora, e speriamo di continuare ad averla. Che valenza assume un'esperienza di questa? Ma assolutamente una grande valenza, proprio perché i nostri ragazzi sono il nostro futuro e pertanto vanno stimolati, va loro inculcato quello che è il sacrificio anche di coltivare delle arti, che non è sempre una cosa facile, insomma, che vanno educati in questo senso. Questa iniziativa è molto interessante e devo dire organizzata molto bene. Noi stasera vi faremo sentire dei brani arrangiati da noi stessi insegnanti e suonati appunto dall'orchestra della scuola. Suoneremo alcuni brani del repertorio di Can't Help, di Elvis Presley, What a Wonderful World, un inedito scritto dal nostro collega Angelo Di Marco, L'amore infinito. Spero che sia di vostro gradimento tutto, insomma. I ragazzi come hanno preso questo appuntamento qui dal vivo in piazza? Allora, sono entusiasti i ragazzi, stanno partecipando con molta passione e molta dedizione e devo dire che si sono preparati bene a questa esperienza e la stanno affrontando in maniera seria e anche divertente. Una valutazione su questa partecipazione qui a Euterpe, in questa splendida Valle dei Templi. I ragazzi li abbiamo sentiti poco fa, sono stati molto bravi, a detta dei più esperti. Una sintesi di questa vostra presenza?
Ma diciamo che noi andiamo ogni anno alla ricerca di far fare ai nostri ragazzi delle esperienze significative e in un certo senso uniche, perché non è comune suonare in un posto così importante dal punto di vista archeologico, da una cornice fantastica. Poi noi veniamo dalla Calabria, quindi non è che siamo lontanissimi. E quindi magari conoscevamo il posto, ma non lo conoscevamo dal punto di vista musicale. Quest'anno i nostri ragazzi hanno fatto questa esperienza e penso che portano via un bel ricordo. Il Boogie Boogie è stato molto gradito. Ma noi dobbiamo fare in modo che i ragazzi si divertano a suonare. E quindi ogni pezzo che è accattivante, difficile anche, loro lo accettano come una sfida importante, quindi sono contento e loro penso siano contenti. A me piacerebbe sentire un ragazzo e una ragazza su questa esperienza, magari sentiamo lei su questa esperienza qui alla Valle, anche sei stata molto brava anche nell'esecuzione del sassofono. Grazie, è un'esperienza bellissima perché non capita tutti quanti i giorni di andare alla Valle dei Templi a suonare con il gruppo, quindi è un'opportunità anche che ci dà la musica ogni volta che veniamo a suonare. Dedichi particolarmente tempo? Sì, molto. Allora, più o meno 5 giorni a settimana quando va bene, se no 3. Pensi di continuare questa esperienza? Sì, continuo. Beh, è stata una bella esperienza per quello che abbiamo suonato, perché ci trovavamo in un posto di grande importanza culturale e quindi insomma me lo ricorderò a lungo. Insomma. È stata una bellissima esperienza, soprattutto perché ci siamo molto divertiti ed è stato bellissimo venire qua. Siamo con Giovanna Zaffuto che fa parte del comitato d'onore di Euterpe, che tra l'altro quando era ispettrice al MIUR è stata una che ha fortemente voluto, una creatrice di questo concorso giunto alla sua 13ª edizione. Ecco, facciamo un po' una sintesi di questa presenza qui al parco di questa edizione. Sì. Euterpe è nato naturalmente con e per il volere sì mio senza dubbio, ma anche dello staff che mi ha affiancato, che ci ha creduto, e abbiamo lavorato intensamente perché Euterpe Mediterraneo in Musica, Agrigento Mediterraneo in Musica andasse veramente e avesse quel valore che oggi ha. Perché? Perché noi siamo partiti dal presupposto che il ragazzo appena nato che cosa fa? Prima di parlare canta e prima di scrivere disegna, quindi è l'arte che deve partire da questo momento importante della vita di ogni ragazzo. E meno male sicuramente che è stata una cosa importantissima quella che ad Agrigento in particolare, ma anche in tutta Italia, lo strumento musicale, l'indirizzo dello strumento musicale ha avuto e si è esteso moltissimo. Infatti noi questa Euterpe è una rappresentazione, una manifestazione, un evento importantissimo perché facciamo un concorso normale tutti gli anni e i ragazzi delle scuole ad indirizzo musicale partecipano per venire intanto a suonare, a conoscere e a socializzare con gli altri alunni, perché lo scopo importante è questo, ma senza dubbio non dobbiamo dimenticare che vengono a vedere il contesto che è la Valle dei Templi Agrigento, che è molto importante. All'inizio abbiamo iniziato col Teatro Pirandello, ma non si poteva continuare con il Teatro Pirandello perché il teatro è una bomboniera, è piccolina e quindi non ci ospitava tutti. Poi siamo andati al Palacongressi, ma anche questo purtroppo per motivi non logistici non è possibile. E allora il direttore del parco ci ha dato la possibilità di essere qua in questa location, in questa importante veramente spazio che i ragazzi vengono a vedere le meraviglie e le bellezze dell'archeologia, dell'arte di Agrigento e nello stesso tempo suonano i propri brani che hanno imparato, che hanno recepito, che hanno interiorizzato nell'arco degli anni scolastici e si fanno conoscenze pure con gli altri alunni. Continuiamo ora questa nostra mattinata musicale con l'Istituto Comensivo Radice di Pappalardo di Castelvetrano,
diciamo che ritorna sul luogo dove era stato, perché evidentemente ci avete preso gusto. Noi siamo contentissimi per questo, organizzati, siete un bel gruppo, avete pure il coro. E quindi bene, una scuola diciamo che funziona, un istituto comprensivo come è giusto che sia, come è giusto che debba essere. Vale la pena chiarire e sottolineare il fatto che questo lavoro che avete fatto è un lavoro interdisciplinare, perché quindi la musica è non solo musica, quindi come attività trasversale che coinvolge su una tematica di diverse e molteplici discipline. Non solo tra le discipline della scuola secondaria di primo grado, ma anche tra le discipline della scuola primaria. Quindi ci siamo sforzati per dare il massimo significato a questo nuovo progetto culturale, didattico, che è quello verticale. Quindi del curricolo verticale. Come ogni anno, grazie alla disponibilità e alla sensibilità del nostro dirigente scolastico, professoressa Maria Rosa Barone, noi alunni dell'Istituto Comprensivo Statale Lombardo Adigio Appalardo di Castelvetrano Selinunte siamo felici di essere presenti in questo contesto musicale nazionale e di trovarci all'interno di questo stupendo parco archeologico dove si coniugano storia e cultura musicale. Ringraziamo dunque l'Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi di Relmonte e l'Istituto Comprensivo Seneto di Agrigento per aver organizzato questo straordinario evento. Inizieremo la nostra performance con il brano dei compositori Livanelli e Gotti, dal titolo Lo scriverò nel vento. La composizione musicale è stata inserita nel progetto interdisciplinare Viaggio tra diversità e uguaglianze, la musica, l'arte che unisce. Il progetto dell'Istituto nel corso dell'anno scolastico ha coinvolto discipline dell'AIA linguistico-artistico-espressiva della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria. Si è conclusa la 13ª edizione della rassegna Concorso Nazionale delle Scuole Medie a Indirizzo Musicale Euterpe, svoltosi alla Valle dei Templi di Agrigento con un'esibizione serale pure a Realmonte dal 9 al 13 maggio. Sabato la premiazione presso la Casa San Filippo con la consegna degli attestati alle scuole particolarmente meritevoli, cui la giuria formata dalla dirigente scolastica Graziella Fazzi, presidente, e dal professore Alfonso Lopresti, ha ritenuto di assegnare loro un riconoscimento. Il premio migliore solista è andato alla violinista Liliana Fabella, professor Francesco Nardella dell'Istituto Comprensivo Gangitano Balsamo di Crasso Filippo, cui anche si è esibita nella Ciarda. Premio migliore ensemble all'Istituto Comprensivo Mangone Grimaldi di Cosenza,
Premio miglior solista ex equo alla pianista Martina Lucido dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Valdelice per il brano Sollima, Chiaroscuri. Premio per migliore composizione all'Orchestra Amorello dell'Istituto Comprensivo Ardito Don Bosco di Lamezia Terme. Premio Valle dei Templi al miglior progetto interdisciplinare ex equo all'Istituto Radice Pappalardo di Castelvetrano, provincia di Trapani. Dirigente scolastica Maria Rosa Barone e professor Francesco Federico. Il premio Valle dei Templi, miglior progetto interdisciplinare ex equo all'Istituto Comprensivo Agrigento Centro. Dirigente scolastica Antonella Rizzopin e professoressa Anna Cerri. La prima premiata, la quale ha conseguito il premio miglior solista ex equo alla violinista Liliana Fabella, che dovrebbe essere qua, che è accompagnata dal suo insegnante, accomodati, che è Francesco Nardella, un valente violinista, anche lui, che fa parte insegna nella scuola Gangitano, però la sezione staccata di Castro Filippo si chiama Balsamo. Ci farà ascoltare la ciarda di Curci e sarà accompagnato da un pianista che sarei io praticamente. Ecco. Facciamo la consegna del premio, facciamo una foto, tutti insieme. Ok, grazie. Presentiamo al pubblico Valentina Cammenecci. Valentina è una del stretto nucleo, l'equipe dell'Ente Parco, che in particolare si occupa di tutto ciò che è il ramo didattico e quindi molto vicino alle scuole, anche molto vicino a noi. Valentina è sempre stata sostenitrice di tutto quello che riguarda la musica e le scuole all'interno del parco. Grazie per essere con noi stasera. Grazie, per me è un onore e sono veramente commossa, come sono commossa ogni anno quando la nostra Valle dei Templi si riempie di ragazzi. È
un'esperienza eccezionale. Devo dire che Euterpe ha trovato nella valle l'ambiente più congeniale. Come celebrare meglio la musa della musica se non nella Valle degli Dei? Io credo che non ci sia posto migliore. E d'altra parte con la manifestazione di Euterpe la valle, che offre già tutta la sua eterna e imperitura bellezza, acquista davvero gli altri ingredienti che fanno la felicità, insomma, di chi viene a visitare la valle in questi giorni, e cioè la giovinezza, la musica, che sono appunto gli ingredienti di una bellissima esperienza come Euterpe. Grazie, grazie a tutti voi, grazie ancora. Voglio ricordare che quest'anno erano presenti ben 18 scuole alla nostra rassegna, 4 di queste venivano fuori dalla Sicilia e poi erano rappresentate le varie regioni e le varie province della Sicilia, e abbiamo avuto veramente delle compagini orchestrali tra di loro molto diverse, con peculiarità diverse, con gradazioni diverse, anche con storie diverse. Addirittura c'erano 2 scuole che per la prima volta uscivano fuori dalla loro scuola per partecipare a un concorso. E quindi è stato anche bello notare questa varietà che riguardava appunto tutto, sia i territori, le gradazioni, l'espressività e via discorrendo. Continuiamo con un altro premio, stavolta con una esecuzione dal vivo, e chiamiamo una pianista alla quale la commissione ha attribuito il premio miglior solista sempre ex aequo. Questa pièce si chiama Martina Lucido, dell'Istituto Dante Alighieri di Valderice, per il brano che ha eseguito. Questo brano è stato composto da Eliodoro Sollima e si chiama Chiaroscuri. Prego Martina.
Brava Martina. Vieni qua Martina. Vieni. Martina, hai seguito un brano piuttosto complesso del maestro Elodio Rosoli, ma intanto complimenti doppi per quello che hai fatto e per come sei riuscita anche a suonare sopra quel palco all'aperto, che non è cosa facile. No, io volevo anche ringraziare il mio professore che non è presente. Questo. Bene. Che progetti hai per il futuro? Hai intenzione di continuare gli studi? Sì, penso di iscrivermi al conservatorio. È il minimo che puoi fare. Bene, ok, allora rimani qua, ti consegniamo. Sì. Prego. Bravissima. Puoi tornare, accomodati. Allora Anna, forse è il caso di chiamare Alfonso? Chiamiamo Alfonso Lopresti, componente della giuria. Abbiamo giudicato, come sapete, tutte le partecipazioni e conferendo a ciascuno un riconoscimento di merito. Però alcuni hanno avuto particolare merito. Uno di questi premi speciali che stiamo per conferire oggi è dedicato alla partitura. Le nostre scuole medie di indirizzo musicale hanno delle formazioni alquanto curiose, particolari, spesso poco equilibrate, e trovare del repertorio che per loro è accattivante, però allo stesso tempo tecnicamente fattibile, riesce anche a stimolare i ragazzi a suonare bene, è molto difficile, è un compito molto arduo che tocca agli insegnanti. Alfonso, come componente della giuria, insieme a Graziella Fazzi, che vi presenteremo fra poco, hanno giudicato la migliore partitura originale, migliore composizione originale per orchestra, una composizione, veramente una rosa di composizione, perché ne ha presentati più di uno, da parte del collega Morello. Chiedo ad Alfonso di illustrare le motivazioni della giuria. Sì, come diceva Anna Maria, è abbastanza complesso preparare nella scuola di indirizzo musicale il momento forse più gradito agli alunni, è quello del momento orchestrale. Ci si trova spesso con degli organici non canonici, quindi bisogna adattare, scrivere, adattare anche alle possibilità esecutive dei ragazzi, partiture diversissime. Si sceglie certe volte di attingere al repertorio classico, al repertorio rock, pop, popolare, cioè è un po' tutta la musica, con l'intento che le partiture siano gradite anche ai ragazzi. Allora, ci è sembrata particolare questa partitura, già è particolare il fatto che questo premio Euterpe preveda un premio per delle partiture inedite, che, a essere sinceri, sono pochissime in giro nel panorama. Quindi già è un omaggio a un collega che è evidentemente un compositore, perché la partitura era scritta benissimo. Cioè, benissimo nel senso che rispettava i canoni tradizionali proprio della scrittura strumentale, c'era dialogo tra le varie sezioni, c'era un contrappunto molto molto corretto dal punto di vista formale, cucita addosso alle possibilità esecutive appunto degli alunni. Molto particolare, molto bella, perché c'erano delle modulazioni, dei passaggi particolari, era moderno, però nello stesso tempo non appesantiva il linguaggio in modo tale da essere incomprensibile anche agli alunni. Certe volte il compositore contemporaneo deve mediare anche con il linguaggio per evitare di diventare anche incomprensibile e pesante dagli adolescenti. La scuola premiata veniva dalle Lamezia Terme e ieri, dopo l'esecuzione, sono dovuti rientrare e hanno affrontato un viaggio in autobus di 7 ore. E proviamo piacere di farvi ascoltare un brevissimo frammento di una delle 3 composizioni orchestrali che l'orchestra ha eseguito, originale inedito, da parte del loro professore.
Siamo agli ultimi due premi che riguardano i premi che forse ai quali noi teniamo più di tutti, perché forse siamo i primi in Italia e tra pochissime rassegne ad aver adottato, sicuramente l'abbiamo adottato per primi, qualcuno incomincia anche ad adottarlo perché hanno capito che è molto importante. Parlo del premio Valle dei Templi come progetto interdisciplinare. Noi da sempre sosteniamo che la musica nelle scuole a indirizzo musicale diventa il perno di tutta l'attività didattica e quindi i progetti non possono che coinvolgere le altre discipline, e abbiamo inserito questo premio proprio per dare spazio a quelle scuole che intendono spendersi per questo tipo di attività, che chiaramente è molto più difficile rispetto a una semplice, si fa per dire, preparazione di un brano, perché richiede il concorso di tanti insegnanti, di tante materie, e quindi già il fatto di imbastire il progetto non è cosa semplicissima. Per fare questo io chiamerei la Preside Fazzi, che in qualità intanto di Presidente della giuria, che può forse meglio di me sottolineare questa peculiarità di questo premio, quindi presentare anche gli ultimi due premi. Prego, Presidente. Allora, è chiaro che la musica è stata introdotta nella scuola, diciamo, abbastanza di recente, ma soprattutto alle scuole di indirizzo musicale. E l'introduzione non è stata così semplice, facile, non è stato facile accettarlo, perché i docenti delle cosiddette materie tradizionali trovavano che questa fosse un'attività più ludica che non curricolare vera e propria, o addirittura un'attività progettuale. Porre la musica al centro invece dell'attività curricolare, che cosa fa? Crea un motore pulsante della scuola a cui tutti possono accedere e da cui tutti possono ricevere. L'orchestra scolastica rappresenta veramente questo cuore attorno al quale si devono muovere le attività scolastiche, e per questo l'interdisciplinarità, che era un fatto ormai classico, tranquillo e assodato, insomma, per tutte le altre materie, sembrava quasi lontano dal mondo della musica. In realtà non c'è niente di più interdisciplinare che la musica, perché la musica è poesia, la musica è arte, la musica è immagine, la musica fa sognare, fa pensare, fa coordinare. Quindi che cosa se non la musica è interdisciplinare? Per la sua stessa origine. Siamo nella Valle dei Templi, dovremmo andare al mondo greco per ricordarci che cos'era veramente la musica, e non è questo, insomma, il momento di parlare adesso, insomma, di queste cose. E allora voler premiare quelle scuole che si spendono per far sì che la musica sia veramente al centro di un'attività curriculare che porta competenze, perché la musica aiuta ad acquisire competenze, significa valorizzare il lavoro unitario di una scuola. Quindi non è il lavoro interdisciplinare in sé, ma è la scuola che sa lavorare, perché vuole che tutti i suoi componenti si mettano seduti, discutano attorno ad un progetto unico. Tra l'altro adesso parliamo di curricolo verticale, parliamo di competenze, e se non la musica, che cosa porta a questi risultati? Proprio la musica. I due progetti sono due progetti totalmente diversi, li abbiamo voluti premiare tutti e due, perché proprio per la loro diversità, per la loro peculiarità particolare. Quello della scuola, riconosco il professore, ma non mi viene il professore Federico, me lo ricordo, però non ricordavo Radice Pappalardo, Lombardo Radice Pappalardo. Sì, perché io ricordo tutti i brani, le cose che avete fatto, ma i nomi delle scuole non tanto, però ricordo benissimo. Allora, un lavoro fatto bene, ho letto anche tutto il vostro progetto, anche perché c'è poi la mentalità del dirigente scolastico che va a guardare i progetti, gli obiettivi, quindi tutto il lavoro che è stato fatto, ho visto cosa tutto quello che è stato coinvolto e anche il percorso che ha portato a questo. Interessante anche l'uso della canzone che avete utilizzato, perché se è vero che si costruiscono anche dei brani adatti per i ragazzi, è anche vero che c'è un repertorio vastissimo che può essere utilizzato. Tra l'altro c'è stata anche l'integrazione con il coro, a cui insomma Alfonso noi teniamo tanto, vero? Perché ci sono veramente dei risvolti pedagogici importantissimi nel coro, e l'interazione del coro e orchestra è una cosa molto difficile. È facile cantare su base,
ma cantare su la musica eseguita dal vivo dall'orchestra non è così semplice, perché non è tutto già prestabilito, ci vuole capacità di adattamento, quindi complimenti anche a chi ha preparato il coro. E come è stato condotto il coro, con le sue dinamiche, con le sue timbriche, e l'alternanza tra i solisti e la risposta, l'alternanza con l'orchestra. Questo dimostra veramente come si dialoghi l'uno con l'altro. Come la scuola dialoga, è una scuola che parla la vostra, sicuramente, perché se avete creato un progetto così unitario avete parlato tra di voi. E se non si parla non si può fare scuola, perché la scuola è proprio questo, parlarsi, trovare soluzioni e andare avanti. Quindi complimenti per questo vostro progetto, bravissimi. Sì, stavo iniziando. Ah, a 1-1? Allora prendiamo la scuola. Stavo già. Però prima farei vedere. Sì. Prima farei vedere il video che abbiamo preparato, una parte chiaramente dell'esecuzione. Benissimo, Istituto Comprensivo Radice Pappalardo di Castelvetrano. Io inviterei a salire qua il dirigente scolastico, la dottoressa Rosa Barone, o sbaglio? Sì. Maria Rosa Barone, e il professore Francesco Federico, nonché la collega che ha curato il coro, no? Visto che a te piace. Tenevo a dire una cosa, come è importante ai bambini far cantare cose da bambini, perché le tonalità sono quelle giuste, quindi non devono sforzarsi, perché c'è un problema, tante volte sono brani bellissimi, ma con estensioni vocali che non sono adatte all'età dei bambini, quindi anche questa è una scelta molto precisa e molto accurata, complimenti. È un lavoro di squadra e quindi è giusto che... Bene, bene, benissimo. Avete fatto bene, noi siamo contenti che ci sia questa rappresentanza e quindi il lavoro interdisciplinare, diciamo, che si conclude anche con la partecipazione per la consegna del premio, è giusto? Sì. Diciamo che noi abbiamo preso veramente in pieno il significato di istituto comprensivo. Noi siamo un istituto unico dall'infanzia alla secondaria di primo grado e siamo sempre presenti insieme, perché questo è lo scopo della scuola, esattamente, e compresi naturalmente i nostri gioielli che sono i nostri ragazzi. Grazie. Allora io inviterei l'ispettrice Zapputo a consegnare questo premio importante. Lo dà, ecco, alla dirigente. C'è sempre tempo per ritornare, Presidente. Gli impegni sono tanti, sì. Bene, grazie veramente di cuore e complimenti a tutti. Concludiamo
con l'ultima scuola premiata e continuiamo anche, presentiamo un pochettino anche questo premio e le peculiarità anche di questa esecuzione. Allora, l'altra scuola che ci ha colpito molto, per cui invece di darne uno premio ne abbiamo voluto dare due, anche perché sono due cose totalmente diverse, è Agrigento Centro, è la scuola di Agrigento, che ha presentato un progetto molto particolare, un percorso di studi sugli strumenti che si usano normalmente per la samba. Questo percorso ha utilizzato tutti i linguaggi possibili, da quello motorio a quello visivo, perché c'erano anche una serie di diapositive che non sono state pubblicate, non sono state proiettate nella valle ovviamente per motivi logistici, ma ci sono state consegnate, quindi abbiamo avuto la possibilità di vederle. Quindi c'è tutto un lavoro di grafica e di disegno e di lavoro. Ha l'utilizzo anche del linguaggio parlato in maniera però prosodica, cioè nel suo aspetto più musicale possibile, con delle ritmiche, con dei suoni che evocavano di volta in volta i vari strumenti. Sì, naturalmente utilizzando però anche come parola chiave anche il nome di chi suonava lo strumento e presentava uno strumento, una sorta di presentazione di tutti gli strumenti che vengono utilizzati per fare samba e una canzone che nasce tra i nomi dei ragazzi, una parte in portoghese, una parte in italiano. Tutti gli strumenti sono stati presentati con il loro nome originale in portoghese. I ragazzi hanno avuto anche qualche piccola coreografia, qualche momento di danza, hanno suonato e cantato il samba perfettamente, tra l'altro, quindi un percorso musicale che ha dietro tutto lo studio, quindi uno studio del territorio, uno studio del linguaggio, uno studio degli strumenti, uno studio anche della sonorità della parola, che è una cosa che tante volte noi dimentichiamo e trascuriamo, quindi un lavoro straordinario che ha visto insieme i bambini della scuola elementare, della scuola primaria, ha visto insieme quindi l'insegnante di lettere, l'insegnante anche di educazione musicale invece della scuola media e i ragazzi dell'indirizzo musicale, alcuni ovviamente perché poi ci sono state ancora altre parti. È stato un lavoro molto ma molto interessante, ripeto anche molto originale nella sua esibizione. Sì, facciamo vedere.
Naturalmente questa è una piccola parte, c'è tutta una parte iniziale e volevo sottolineare un'altra cosa, l'importanza di aver chiamato i vari ragazzi col loro nome. In questa globalizzazione totale, in questo mondo in cui tutti siamo uguali, l'identificazione di ogni ragazzo con lo strumento che aveva scelto per suonare e averlo chiamato, avere giocato sul proprio nome, è una parte che voi non avete visto, è una cosa molto importante, perché c'è la possibilità per i ragazzi di riconoscersi, di sentirsi veramente persona. Vedete com'è importante la musica, è un linguaggio straordinario, quindi complimenti al lavoro che avete fatto, veramente molto curato. Anche questa è una scuola che conosco perché è una scuola di Agrigento, una scuola dislocata in vari punti della città, è una scuola che lavora benissimo e a cui faccio sempre i miei complimenti. Bene, allora diciamo qual è la scuola. La scuola è allora, Agrigento Centro, lo diciamo ufficialmente, è la destinataria del premio Valle dei Templi, miglior progetto interdisciplinare. E quindi chiamiamo qui sul palco la dirigente scolastica, la dottoressa Antonella Rizzopinna, e con gli insegnanti, e quindi con la professoressa Antonella Tedesco, Adele Capitano, la professoressa Scerri, come si dice? Serri, sì, scusi. Prego. Sì, nonché c'è il professore Salemi che sta facendo, appena finisce di fare la foto, poi il professore Salemi si può... e gli alunni sono i più importanti, e quindi possiamo anche fare un applauso a questa bella rappresentanza. Penso che lasciamo il microfono alla dottoressa. Soltanto un grazie innanzitutto ai docenti che con estrema professionalità sono riusciti a portare avanti questo progetto. Voi sapete bene che lavorare in orari extracurriculari, laddove spesso non c'è nessuna gratificazione di carattere economico, perché purtroppo nella scuola è così, non sempre è facile. Però per fortuna le persone che vi trovate davanti sono docenti che credono nel loro lavoro e che hanno portato avanti con estrema serietà questa attività progettuale. I ragazzi, per fortuna devo dire, sono ragazzi attenti, puntigliosi, che seguono, che studiano, che amano studiare, amano la musica e amano la scuola. E quindi un grazie a tutti, perché se il risultato c'è è perché c'è un lavoro di gruppo che va avanti. Sicuramente il dirigente ritira il premio, però il premio è della scuola, ma prevalentemente io dico che è degli alunni e dei docenti che li hanno guidati in questo loro percorso di crescita e di formazione. Grazie a tutti. Grazie Presidente. Allora, facciamo consegnare il premio alla nostra Preside. Quindi di nuovo grazie per questo premio, vi potete accomodare, grazie ai colleghi, grazie a tutti. Presidente, tu rimani un attimo qua. Alfonso, gentilmente se puoi venire, grazie. Così salutiamo insieme Carmelo Mangione, non è potuto venire perché è stato trattenuto da qualche esigenza familiare. E la preside Cassaro, anche lei è qua col pensiero, l'abbiamo informata, diciamo, passo passo di tutto quello che era successo, anche lei è impossibilitata ad essere presente, però ha dato il suo sostegno perché Euterpe non si svolge nella settimana che va dal 9 al 13, ma dura un po' qualche mese per quanto riguarda l'organizzazione. Io volevo chiudere questa cerimonia con una piccola riflessione, sarà anche banale, però ci tengo a dirla. Noi abbiamo avuto tante scuole, ripeto, sono stati dati tantissimi premi, tanti riconoscimenti, tante gradazioni di premi, abbiamo i premi speciali, quelli di merito e via discorrendo, però alla fine penso che quest'anno, come gli altri anni, a vincere è stata soltanto
la musica, sempre e comunque. E quindi nel nostro piccolo pensiamo di aver contribuito a dare alla musica come disciplina, alla musica come arte, la dignità che merita, e ormai è assodato il valore della musica a scuola e non solo. E penso che in questo, diciamo così, questa convinzione ormai si sta diffondendo nella nostra provincia abbastanza, ma un po' ovunque, e quindi possiamo dire che qualche passo avanti è stato fatto con l'aiuto di tante persone che si sono impegnate a vario titolo. Dicevo la dottoressa Zapputo, che ha dato tantissimi anni di duro lavoro con i docenti, con le scuole e via discorrendo. Quindi Anna, voi per cavalleria devi chiudere tu, insomma, il tutto. Mi cogli impreparato. Io sono quello che di solito sta un passettino indietro e controlla che insomma tutte le cose si spostano. Lo devo tirare, lei fa un passettino indietro ma è sempre avanti, perché è sempre avanti per sistemare, è sempre mette avanti per sempre qualsiasi cosa, questo glielo devo dire. Quindi è un passettino indietro quando c'è da farsi vedere, e sta sempre felice. Quando c'è da lavorare è sempre 2 passi avanti, e questo è un merito che glielo devo dire, è universalmente riconosciuto, e che con Euterpe di lavoro ce n'è tanto e non si tira mai indietro per qualsiasi cosa. Scusami. Grazie, adesso possiamo chiudere perché il rossore non è più del sole ma delle gratitudini per la bella squadra che abbiamo. Noi rappresentiamo in 4, rappresentiamo 2 istituti scolastici, entrambi con indirizzo musicale ovviamente. Stefano e io siamo semplici docenti, Alfonso collega, il nostro dirigente scolastico, il dirigente dell'Esseneto, una squadra proveniente da diverse scuole ma tutti con lo stesso obiettivo, e come diceva Stefano saremo ancora qua l'anno prossimo, saremo ancora qua per accogliere tutti coloro che vogliono passare un pomeriggio con noi sotto il sole, sotto i templi, prenderemo il vento che ci vorrà arrivare. Quindi vi aspettiamo, voi, i vostri colleghi e eventualmente altri che hanno piacere di condividere con noi questa avventura. Ringraziamo il parco archeologico, non dobbiamo mai dimenticarlo, sono ormai 3 anni che è la nostra sede ferma e fissa, hanno confermato che fin quando è nel loro potere noi saremo sempre benvenuti. Quindi Euterpe, la musa della musica, potrà continuare anno dopo anno a soggiornare insieme a noi nella Valle dei Templi. Quindi io spero che un arrivederci all'anno prossimo, se non è l'anno prossimo sarà magari l'anno dopo, però grazie a tutti, grazie per la collaborazione, grazie per la pazienza, grazie per la condivisione di questa gioia. Arrivederci. Quindi concludendo, buona musica a tutti e viva la musica!